Avete mai pensato come si muovono le opere d'arte a Venezia? È un percorso unico al mondo che presenta sfide logistiche che poche altre città devono affrontare. Io mi occupo dei progetti espositivi per la Fondazione, lavoro nell'ufficio mostre. Il mio ruolo abbraccia ogni fase organizzativa e di gestione del prestito. Oggi voglio portarvi dietro le quinte di una fase cruciale e poco conosciuta, il trasporto delle opere d'arte. Qui le opere non arrivano in camion, ma percorrono l'acqua e giungono nei palazzi storici. Pensate alla mostra del 1963 di Carpaccio. Le casse venivano trasportate via camion in piazza San Marco e salivano a mano per la Scala dei Giganti a Palazzo Ducale. Impensabile oggi. Oggi si usa generalmente lo Star Climber, che permette di far salire le casse molto pesanti in maniera sicura e rispettando tutti gli standard conservativi. Capita che movimenti personalmente le opere come courier per fondazione, cioè le accompagno nel viaggio assicurandomi che siano trasportate e poi installate adeguatamente. Ed è una figura chiave all'interno del nostro settore perché è fondamentale per la tutela del patrimonio. Si cerca di trovare soluzioni efficienti anche nei trasporti. Usiamo materiali di consumo riutilizzabili, percorsi compatibili per trovare un equilibrio concreto tra logistica, conservazione, responsabilità e la fragilità e unicità di Venezia e del suo territorio.